Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Bentrovati, bentrovate, grazie Don Franco di avermi invitato anche quest'anno a celebrare insieme la festa di Beato Marco Ottaviano, vostro concittadino, ma anche, lo sentiamo, della nostra diocesi, come un testimone della fede del Signore Gesù. E siamo qui per invocarlo perché Lui ci protegga e soprattutto per chiedere anche alla Chiesa, che il suo cammino verso la santità, anche riconosciuta, sia sempre più spedito. Vogliamo insieme affidarci all'amore e alla misericordia del Padre. Sappiamo quanto Padre Marco teneva a questo atto di dolore perfetto che insieme vogliamo rinnovare, chiedendo il perdono dei nostri peccati. Possiamo provare a recitare tutti insieme. Io devo le creatura che mi impegna, prostrato ai tuoi piedi, confesso con immenso dolore e con l'anima piena di confusione le mie innumerevoli negligenze e peccati che ho commesso nella mia vita. Ti ho offeso, oh mio Dio, ti ho offeso e mi pento dal profondo del mio cuore. Nella viva speranza del tuo santo aiuto, col fermo proposito di morire, piuttosto che commettere ancora un solo peccato mortale. Mi dono senza fine dei miei peccati, soprattutto per questo, perché ho offeso te, mio Dio infinitamente buono e amoroso, dalla cui lode, ringraziamento e glorificazione nessuna creatura dovrebbe mai cessare. Amen. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria, gloria,
apostolo della conversione e della comunione e un operatore di prodigi, concedi a noi, per sua intercessione e sul suo esempio, di essere efficaci costruttori della pace che Cristo ci ha lasciato come suo dono. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, l'amore del Cristo ci sospinge al pensiero che uno è morto per tutti e quindi tutti sono morti. Ed egli è morto per tutti, perché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro. Cosicché ormai noi non conosciamo più nessuno secondo la carne. E anche se abbiamo conosciuto Cristo secondo la carne, ora non lo conosciamo più così. Quindi, se uno è in Cristo, è una creatura nuova. Le cose vecchie sono passate, ecco, ne sono nate di nuove. Tutto questo, però, viene da Dio, che ci ha riconosciuti con sé mediante Cristo, e ha affidato a noi il ministero della riconciliazione. È stato Dio, infatti, a riconciliare assai il mondo in Cristo, non invitando gli uomini le loro colpe e affidando a noi la parola della riconciliazione. Noi fungiamo quindi l'ambasciatore di Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. Parola di Dio. Diamo grazie a Dio. In te, Signore, è la nostra forza. In te, Signore, è la nostra forza. Proteggimi, Dio, in te mi rifugio. Ho detto a Dio, sei tu il mio Signore. Senza di te non ho alcun bene. In te, Signore, è la nostra forza. Dei santi che sono sulla terra, uomini nobili, nel piccolo mio onore. Il Signore è la mia parte di verità, il mio calice, nelle tue mani è la mia vita. In te, Signore, è la nostra forza. Io pongo sempre innanzi a me, Signore, sta alla mia destra, non posso vacillare. Di questo gioisce il mio cuore, esulta la mia anima, anche il mio corpo riposa al sicuro. In te, Signore, è la nostra forza.
aspetti particolari anche della figura della vita di padre Marco Taviano, e siamo invitati anche noi a soffermarci e considerare per io alcuni sono più particolari. Quando penso a padre Marco spesso mi confronto con un'altra figura biblica dell'Antico Testamento, che è il profeta Elia. Perché possiamo dire così che Elia era un appassionato della predicazione della vera fede. Lui desiderava ardentemente che il suo popolo, il popolo ebraico, non seguisse altre fedi, altri dei, e ha combattuto, possiamo dire così, ha combattuto per tutta la sua vita perché fosse riconosciuto il nome di Dio, perché Dio fosse amato, conosciuto e rispettato da tutti. Così possiamo dire che è stata anche la vita e la predicazione di padre Marco. Possiamo dire un appassionato fino in fondo della fede, un testimone coraggioso della fede del Signore Gesù. Quando predicava, riscaldava i cuori e parlava di conversione, di misericordia, di amore. Ce lo ricordiamo tutti con questa bella immagine di padre Marco che predica con il crocifisso in mano. Come ci ricordava la prima lettura di San Paolo ai Corinzi, l'amore di Cristo, dice Paolo, ci sospinge al pensiero che uno è morto per tutti. Egli è morto per tutti quanti. E lui si è fatto ambasciatore di Cristo, portatore di quel messaggio di amore e di pace che Gesù predicava, ma anche portatore di quella fede del Signore Gesù, fede che rischiava ieri come oggi di essere inquinata, fede che rischiamo anche noi talvolta di vivere un po' annacquata, perché la fede ci chiama a metterci alla sequela di Gesù, la fede ci chiama a vivere la nostra vita come l'ha vissuta Gesù, e questo desiderava padre Marco nella sua predicazione. E anche quando animava, per esempio, i vari eserciti, non era perché andassero in guerra, ma era perché lottassero, perché la fede fosse ancora presente nelle nostre terre, ma soprattutto perché la gente si convertisse e cambiasse vita. Il pericolo, carissimi, non è solo esterno, il pericolo è anche dentro di noi. C'è anche dentro di noi spesso il diavolo che opera, perché di fronte alle scelte della vita, anche quelle più impegnative, ci passiamo sopra. Con un'alzata di spalle possiamo dire vabbè, sarà per un'altra volta, non tocca a me, sarà per altre persone della santità. No, anche Papa Francesco nell'ultima enciclica che lui ha fatto, Gaudete et Exsultate, ci ricorda che la santità è per tutti, che tutti siamo chiamati alla santità, ma non c'è santità senza conversione, senza cambiamento di vita, non c'è santità senza fissare il nostro sguardo su Gesù, avere Lui come nostro compagno di strada, e soprattutto, come ci ricorda il Vangelo, non c'è santità se non siamo capaci anche noi di uscire da noi stessi e di annunciare e di proclamare e di predicare il Vangelo di Gesù. Padre Marco, come abbiamo detto nella preghiera iniziale, aveva anche questo dono di fare, ha avuto il dono anche della vita, ma anche dopo la sua morte, ecco, di compiere tanti prodigi,
tanti segni, proprio per stimolarci ad accogliere Gesù in noi e per invitarci a essere annunciatori, a portare il Vangelo dappertutto. Guardate che anche oggi nelle nostre terre, nei nostri paesi, nelle nostre città, la fede sempre più rischia di essere messa da parte. L'abbiamo visto anche in questi tempi, no, di coronavirus. Finito questo lockdown, vediamo ancora che tante persone fanno fatica, pure con tutte le distanziazioni, come siamo ormai abituati, e come credo le comunità cristiane sono eccellenti in questo, no? Però spesso vediamo che mancano delle persone nelle nostre comunità. Spesso vediamo che i bambini, per esempio, i ragazzi non sono più presenti. Capisco che c'è ancora paura, però se guardiamo dall'altra parte del telegiornale, le spiagge sono piene, tutte le situazioni, tutte le nostre vie sono piene. Allora questo significa, no, che si preferisce altre cose all'incontro con il Signore, che si preferiscono le cose più leggere che ci piacciono di più, che non la vita attiva nella comunità cristiana, se non la partecipazione all'Eucaristia domenicale. Ecco, questo non per piangerci addosso, ma per ricordarci tutti che tutti siamo testimoni di Gesù, che tutti abbiamo questo compito di annunciare, di essere come Padre Marco, missionari che annunciano e che proclamano il Vangelo di Gesù, soprattutto missionari che con la loro vita parlano della misericordia e dell'amore del Padre. Amore del Padre che si è concretizzato nel dono del suo figlio Gesù e nella morte in croce di Gesù. Ecco allora, carissimi, sotto la protezione di Padre Marco siamo qui tutti, anche noi, comunità ecclesiale, ma anche comunità civile, il sindaco è il segno anche di tutta la comunità, di tutte le persone di questo territorio, proprio per affidare la nostra vita a Lui, per confrontarci con Lui e per chiedere la sua intercessione, la sua protezione, per essere anche oggi annunciatori del Signore, per non aver paura e per avere il coraggio di annunciare anche ai nostri giorni la meraviglia, le opere meravigliose che Dio ci ha donato nel suo Figlio e l'amore che Lui continua a donare a ciascuno. Buona festa e buon cammino. Illuminati dalla stessa parola del Signore che infiammò il cuore missionario di Padre Marco Daviano, innalziamo al Padre misericordioso la nostra comune preghiera. Ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. La santità di vita di Padre Marco si riverberi nei pensieri, nelle parole e nelle opere di noi che abitiamo oggi la sua terra natale, affinché possiamo incarnare in maniera sempre più trasparente ed efficace l'amore che Cristo continua a donarci nell'Eucaristia che celebriamo. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Dalla terra avianese Padre Marco è partito per annunciare il Vangelo della misericordia di Dio, perché anche oggi da questa stessa terra continuino a fluire nuove vocazioni a servizio di Cristo e della Chiesa per il mondo intero. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Padre Marco fu protagonista dell'unità d'Europa nel suo tempo. Sostenga il cammino verso l'unità che oggi i paesi europei compiono
pacificamente e ci aiuti a individuare i valori importanti e duraturi di questa grande convivenza di popoli e culture. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per Papa Francesco e per tutti i vescovi e presbiteri della Chiesa. Padre Marco ottenga per loro una forte adesione al Signore e un grande zelo nell'annuncio del Vangelo e nell'amministrazione dei sacramenti, in particolare la penitenza. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Ascolta, Padre buono, le preghiere che ti rivolgiamo attraverso l'intercessione del Beato Padre Marco e accresci in noi fede, speranza e carità per renderti sempre gioiosa testimonianza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Perché accostandoci al tuo altare siamo liberati da ogni colpa e possiamo partecipare al banchetto della vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti sempre, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Tu doni alla tua Chiesa la gioia di celebrare la festa del Beato Padre Marco Damiano. Con i suoi esempi la rafforzi, con i suoi insegnamenti la maestri, con la sua intercessione la proteggi.
Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che stanno tormentati nella speranza della resurrezione. Noi come comunità ricordiamo un giovane papà di 45 anni, morto nelle Maldive, mentre nei ferri. Ricordiamo questa sera anche quei 5 giovani che sono morti in un incidente e tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza.
di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver fatto la vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Beato Marco, Santa Maria Maddalena e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo tutti insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, Che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Per la comunione di vescovi qui davanti, un anno sacerdote isolato. beati noi invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Salve
sentito anche il parere del Vescovo, non possiamo rischiare di farla. Adesso non piove, fra 5 minuti piova, perché allerta, ero sindaco, allerta, quindi non possiamo fare processione, faremo qui come sempre per la memoria del transito per Beato Marco. Preghiamo. O Dio nostro Padre, confermaci nella fede per la potenza misteriosa di questi sacramenti, perché possiamo sempre testimoniare la verità evangelica per la quale il beato Marco Taviano lavorò instancabilmente fino alla morte. Per Cristo nostro Signore. Amen. Di solito al capitello siamo abituati a leggere quella che la storia ci racconta quel giorno, quella sera, e quindi così anche qui il padre che viene ogni anno ci offre una memoria di quell'evento. Dagli annali della provincia d'Austria di frati minori cappuccini, anno 1699. Venendo meno le forze corporali, padre Marco si dispose alla felice conclusione della sua vita nel miglior modo possibile, in particolare celebrando devotissimamente la Santa Messa nella Santa Regia che si trova tra le mura del nostro convento e in parte dell'infermeria. L'imperatore Leopoldo, informato che padre Marco di giorno in giorno andava indebolendosi nel corpo, ordinò subito ai suoi medici personali di prendersi cura di lui. A nulla giovarono tutte le medicine usate, perché contro il male della morte non ci sono rimedi. I cardinali Cronitz, Grimani, eppure informati di queste cose, vennero a visitare padre Marco a letto, si intrattennero conversando alquanto con lui ed infine ricevettero da lui, benché a lungo riluttante, la benedizione. Dopo questi due venne anche il nunzio apostolico che al padre Marco, in nome del nostro Papa Innocenzo XII, impartì l'indulgenza plenaria per la remissione di tutti i peccati. Ottenutala, padre Marco meravigliosamente ne godette nel Signore e dimostrò una grande consolazione spirituale. Infine, aggravandosi il male, fatta prima la professione di fede e la rinnovazione dei voti religiosi di povertà, castità e obbedienza, e invocata umilmente la remissione degli errori commessi, egli venne confortato dagli ultimi sacramenti della Chiesa, la Santa Comunione come viatico e l'estrema unzione. Così, in ogni ora e in ogni momento, con grandissimo desiderio, attese la venuta del suo Signore. Prima però di partirsene dai vivi, padre Marco fu visitato spesso nella sua povera cella dall'imperatore e dall'imperatrice. Nel giorno della porziuncola 2 agosto e anche il 13 dello stesso mese, quando,
genuflessi accanto al suo lettuccio, essi chiesero da lui la benedizione e la ricevettero come dono con grande consolazione. Dopo aver alquanto conversato insieme, dissero al morente padre Marco il loro estremo saluto e dolenti raggiunsero la carrozza con la quale erano giunti in incognito. Appena fatto qualche passo fuori delle mura del convento, però, Frare Ermano, questuante del convento di Vienna, disse loro che padre Marco stava entrando in agonia. Discesero allora subito dalla carrozza, ritornarono a ben due accanto al morente e inginocchiati accanto al letto vi rimasero fino a che, assistito nel modo prescritto dalla Santa Chiesa dal padre Efrem Cremisano, guardiano del luogo e definitore provinciale che le raccomandava l'anima, padre Marco, verso l'ora 11ª del giorno, spirò. E si racconta che quella notte, 13 agosto 1699, lo sapete già, una luce, una fiamma, così si accese vicino alla sua casa, lì dove è il capitello. Ecco, ricorda questo evento, questo fatto, ecco, meraviglioso, che hanno tramandato così e che noi anche oggi ricordiamo. Il capitello, simbolo, ricordo, ecco, della morte, santa morte, nostro grande concittadino. Ed ora, a conclusione di questo momento intenso di preghiera e di riflessione, vogliamo chiedere al Signore che continui ad assisterci, che continui a camminare sempre insieme con noi, che sia Lui a guidare i nostri passi anche in questi tempi, in questi giorni che non sono sempre facili, no? Abbiamo passato un po' di mesi complicati, pensavamo di esserne quasi fuori, invece vediamo insomma che non è così, no? Anche in tutta Europa la situazione si sta un po' appesantendo. Ecco, vogliamo intanto essere consapevoli dell'importanza che tutti possiamo essere attenti alla salute degli altri. È un dono, no? È un dono che possiamo fare. Per volta abbiamo un po' di difficoltà, talvolta ci si spinge anche a incontrarci. Credo che rispettare sempre tutto quello che ci viene suggerito e proposto e anche imposto, credo che sia importante per il bene e per la salute di tutti. Ecco, allora chiediamo che il Signore guidi i nostri passi anche per l'intercessione di padre Marco, lui che ha percorso i sentieri e le strade d'Europa, e ci aiuti a entrare anche noi dentro noi stessi e a diventare annunciatori missionari, partendo dalle nostre famiglie, dalle nostre comunità e con tutte le persone che incontriamo. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Dio vi benedica, vi custodisca e vi usi misericordia. Amen. Volga a voi il suo sguardo e vi dia la pace. Amen. Il Signore vi benedica e vi liberi da tutti i mali secondo la vostra fede, perché tutto è possibile a chi crede. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Troviamo sul foglietto l'inno a Beato Marco. Amor
la gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. E io devo ringraziare anche questa sera il Vescovo che ci tiene veramente a questo evento, che è quello più importante di tutta la diocesi, vero? Più importante che ci ha portato per il prossimo anno. Grazie naturalmente al signor Sindaco. Se ricordate, l'anno scorso durante la processione capitale ho detto ho un sogno che il comune compri la casa e il comune sta mettendo i primi passi lenti, ma li sta mettendo perché la casa diventi della comunità museo del Beato Marco. Un applauso perché la museo. Naturalmente un grazie ai confratelli, quelli che vengono anche da lontano, da Castelmonte per esempio, un grazie anche a loro perché portano avanti la causa del confratello. Un grazie ai cori sempre presenti nonostante il tempo, il virus, noi siamo qua. Naturalmente grazie a tutti voi. Grazie ai parrocchiani, che sono tanti che hanno dato una mano perché tutto andasse per in Belgio. Tutti i salvi terminano in gloria. Noi in Villotta non ci siamo fermati da vivere, abbiamo fatto la sagra, abbiamo fatto l'estate ragazzi. Ecco, facciamo tutto, il virus non ci ferma. Quindi adesso con calma, mentre i chirichetti, i sacerdoti vanno in canonica, ecco, ci prepariamo per un piccolo rinfresco. Mi pare che le panche, questo qua in mezzo, vanno messe tutti qui davanti, in fondo dei tavoli, dove qualcosetta ci offriamo. Grazie a tutti e buona serata.